Buongiorno a tutti ragazzi, è confermato l'arrivo del super tifone Agibis dritto dritto sul Giappone, quindi la traiettoria ragazzi non è cambiata, è rimasta quella lì. Quindi adesso si trova nel Mar delle Filippine e come ben sapete nell'arco di 24 ore è passata da tempesta tropicale ragazzi a categoria 5 e adesso sta a una potenza di oltre 260 km orari, quindi un vero e proprio mostro di potenza e tutto e per tutto. Quindi si prevede che colpirà sicuramente la città di Tokyo, quindi sicuramente forse i mondiali e la Formula 1 saranno forse sospesi per domenica, anche perché ci sono i mondiali di rugby e ci sta la corsa a Suzuka, quindi investirà il pieno il Giappone, quindi rovesciando piogge torrenziali e portanti diciamo molto diciamo venti violentissimi, quindi non credo che faranno disputare sia la gara di rugby che quella della Formula 1, quindi in effetti è confermata che questo uragano andrà dritto dritto sul Giappone, quindi si presuppone che già domani l'occhio del ciclone sia su Tokyo proprio, quindi proprio arriverà proprio in pieno, quindi potrà perdere potenza, ma comunque farà un sacco di, diciamo, di danni molto pesanti, anche perché categoria 5, quindi già adesso in rete ci sono video impressionanti di come stanno vedendo delle navi, questo tifone, diciamo, tornado, uragano, delle navi mercantili l'hanno visto e fa paura. Tutto bene, grazie. Quindi già adesso le Azzorre sono, diciamo, il mare sta proprio in tempesta in effetti, quindi ci sono delle foto su internet dove fa vedere proprio le navi che ballano proprio, quindi figurarsi mo che toccherà a terra che cosa che combinerà, anche perché in effetti è aumentato di un pochino rispetto a ieri. Ieri era 240 km orari, adesso sta a 260, quindi non è che è aumentato di chissà che, ma è aumentato un pochino poco, 20 km in più rispetto a ieri, quindi la traiettoria non è cambiata per nulla, quindi andrà dritto dritto su Tokyo, quindi investirà pienamente il Giappone, quindi già si stanno adoperando per evacuare le possibili zone che saranno colpite, quindi diciamo che la maggior parte sta andando via già, quindi è previsto per domani mattina che arrivi l'occhio del ciclone giusto proprio su Tokyo, quindi proprio in centro, quindi vediamo come andrà a finire, sperando che toccando terra perda un po' della sua forza e quindi arrivi un ridotto diciamo a Tokyo. Poi è tutto da vedere, comunque rimane confermato, anche se ancora non c'è una conferma ufficiale, se i mondiali e diciamo il Gran Premio saranno bloccati. Questo ancora non lo so, non ne parlano. In effetti hanno detto che forse rimanderanno un altro giorno. Ciao avvocatella, buongiorno. Quindi diciamo che non si sa ancora, ma penso che li sospenderanno. Non credo che con sto tifone che sta arrivando possano fare la Formula 1 oppure i mondiali di rugby, anche perché sarebbe pericoloso stare in strada, quindi con questi 20 a 260 km orari, non so se mi spiego, non credo che la facciano disputare sia il Gran Premio che i mondiali, diciamo, proprio di rugby. Quindi rimane tutto come era ieri sera, quindi non ci stanno cambiamenti. In queste ore sta nel Mar delle Filippine, categoria 5 sempre, massima potenza e i venti stanno a 260 km orari ed è destinato forse anche a salire ancora un altro pochino, non di categoria perché la sesta non esiste, ma di velocità dei venti, quindi l'occhio del ciclone è veramente grande, quindi e domani sarà sul Tokyo, quindi c'ha un occhio davvero impressionante visto la satellite. Ma credo di sì, che credo che non li fanno giocare, sarebbe pazzesco se
fanno fare il Gran Premio a Suzuka e pure il rugby, i mondiali di rugby. Sarebbe quasi da pazzi, ma non credo che li possano disputare. Anche perché i mondiali di rugby che gioca la nazionale italiana contro una pare con la Nuova Zelanda, quindi mi pare una cosa così più o meno. E poi ci sta la Formula 1 a Suzuka, diciamo le auto, in effetti, le auto da corsa, quindi non credo che faranno disputare queste due gare. Però può darsi pure che domani passerà tutto, ma non si sa perché comunque non è che l'uragano, il tifone, quello va piano in effetti, non è che può andare 30-40 km all'ora, non è che fa 300-400 km in un'ora, quindi questi sono violenti ma vanno lenti, quindi per arrivare per fare 100 km ci mettono 3 ore, 4 ore, 5 ore, poi dipende dalla loro velocità. Quindi diciamo che la maggior parte sono lentissimi, però sono potenti, quindi camminano poco poco, però tutto quello che incontrano lo fanno volare nel vero senso della parola, quindi se fai 30 km all'ora in 3 ore hai fatto 100 km, quindi non hai fatto quasi nulla e 3 ore tenendolo a Tokyo fa un macello. Immagina 3 ore su Tokyo mentre attraversa Tokyo, 3 ore così, se la porta appresso. Vabbè ragazzi, comunque ci aggiorneremo man mano, comunque fino adesso questo è un aggiornamento di poco fa, quindi 12:45 l'aggiornamento, quindi è recente proprio. La traiettoria no, no, invece farà molti danni secondo me. Le prime proiezioni dicono che farà molti danni. Molte persone sono andate via, già sono scappate, quindi hanno lasciato casa e tutto e sono andati via, diciamo, dalla direzione che l'uragano andrà via. No, non credo, un altro poco ancora e poi vado a riposare un po'. Stamattina siamo stati in ospedale dalle 8, no, no, forse no, fino a poco fa, giustamente qua, ma a tutte le parti per fare gli enzimi a mia mamma che gli faceva male in petto, alla fine alla bronchite, quindi non era il cuore. Siamo stati 3 ore ad aspettare sti famosi enzimi che uscivano. Quindi abbiamo passato tutta la mattinata in ospedale, però fortunatamente solo un po' di bronchite, un po' di antibiotico, 2 siringhe e gli passa, quindi il cuore non è, sta bene. Quindi perciò forse qualcuno avrà detto che stamattina Giuseppe non fa video, purtroppo non ci sta. Sì, sì, ma era un casino, stava un signore che stava sulla sedia, ha detto che erano 2 giorni che stava lì, che lo dovevano ricoverare e non c'era posto nella corsia, lui doveva andare in neuro alla neuro perché ha forti mal di testa e quindi doveva andare in neuro. Sono 2 giorni che sta sulla barrella nel pronto soccorso e non ci sono posti sopra. Fortunatamente prima di andarcene noi l'hanno chiamato che sopra si è liberato un posto e se n'è andato diciamo nella stanza. Siamo proprio messi male, proprio. A parte che era pienissimo, pieno di gente da tutte le parti. Pensa che a Salerno comunque arrivano tutti pure dalla provincia, capì? Quindi pure se, che ne so, pure se stanno a 80 km da Salerno vengono qua. Perché Salerno comunque la provincia è molto grande, è come il Piemonte, vedi Torino. Tu dici Torino in sé per sé è quella lì, poi se vogliamo contare tutte le province di Torino allora è grandissima. E così è Salerno. Salerno è piccolina come città, però se contiamo tutte le province è gigantesca proprio. Quindi calcola che Salerno città è piccolina, ma tutte le non so quante province c'ha, tutte quante che sono di Salerno, Vietri, Cava, Capaccio, ma se ne ha centinaia di comuni che sono tutti nostri. E quindi in effetti tutti quanti vengono qua a Ruggi d'Aragona di Salerno, quindi pure se stanno a Ponte Cagnana, Agropoli, da tutte le parti vengono qua tutti. Quindi diciamo che quelli di Napoli no, cioè, meno male,
però tutto il lato questo di qua vengono tutti quanti qui, quindi è un casino. Se non ci stavano nulla ci stavano 100 persone minimo, quindi immagina aspettare 100 persone che si fanno tutti gli enzimi, i raggi, le radiografie, un casino proprio. Sì, sì, pure da lì stavano tutti quanti, arrivano perché lì negli ospedali non ci sono, quindi arrivano da quasi tutte le parti. Battipaglia, dove fanno la mozzarella, da tutte le parti. Battipaglia ma è una città molto grande, però fa parte Salerno. Che ne so, Bellizzi e Salerno, Agropoli e Salerno. Cioè al finale è tutto Salerno, però uno dice ma quello sta a 60 km, sì, ma è Salerno, è provincia di Salerno. Ci sono province di Salerno che stanno a 120-130 km da noi. Quindi vedi quanto è grande Salerno, Salerno è grande come nelle province. Capace che una città che sta a 150 km, quel comune è provincia di Salerno. Ciao Domitilla, buon pomeriggio. Mi avevi detto il fatto del video lì. Allora io ti l'ho scritto, non lo so. Ho detto così, mandamelo sulle mail. Te lo dico a voce così può darsi che qualcuno sta cancellando le mail, non lo so. Quindi le mail, se vuoi quel video che hai detto che se lo volevo controllare, l'email è giuseppe781 perché non lo so, forse lo cancellano, perché poi non l'ho trovato più, quindi te lo dico a voce, così non mi possono cancellare la mia voce. Quindi Giuseppe781 yahoo.it. Me lo mandi là il video e poi io lo guardo in effetti e vediamo che cos'è. Quindi vabbè ragazzi, vi ringrazio, ci sentiamo più tardi con qualche altro video e a dopo. Ciao Avvocatella, ciao Domitilla, ciao a tutti.